buongiorno a tutti, siamo qui in rappresentanza della Polizia di Stato per fare questo triangolo organizzato qua dal comitato di Villanova Monteleone di San Leonardo, per la festa di San Leonardo. Siamo stati invitati e siamo orgogliosi di partecipare qui in rappresentanza della nostra, diciamo, del nostro lavoro. Ecco, ma cosa pensa del rapporto tra Polizia di Stato, quindi tra una grande istituzione come la vostra, e lo sport? Beh, noi siamo in campo per portare avanti quelli che sono i valori del gioco, dell'onestà, in maniera tale che la gente partecipi attivamente anche come pubblico, tifosi, per dire che non siamo solo per la strada, per la sicurezza di tutti i cittadini, ma bensì anche per dare un momento di gioia a quelli che ci vogliono seguire in queste manifestazioni. Ecco, ma vi siete preparati per quanto? Diciamo che noi come forze di polizia dobbiamo mantenerci abbastanza in forma. Quindi correte qua e là? Sì, c'è chi fa triathlon, c'è chi fa corsa, c'è chi fa partite di calcetto, c'è chi fa apnea. La sua specialità qual è? Pesca subacquea. Ah, benissimo, quindi lei ha un buon fiato. Ci proviamo, è una cosa diversa giocare in campo e stare in mare, perché in mare alle volte ti portano via le correnti e riposi un pochettino, in campo devi dare il meglio di te. Ma ti portano via il pallone, ma non è un soprattutto. Allora, parliamo di rapporto tra sport e solidarietà, cosa pensa brevemente? Beh, è un ottimo connubio e speriamo che sia ad esempio a tutti i giovani che vogliono partecipare attivamente anche a queste piccole manifestazioni, che poi alla fine sono le più grandi e le più sentite. Mondiali di calcio, la nazionale italiana che si avventura in Sudafrica, cosa pensa di questa formazione? Allora, per i mondiali di calcio noi facciamo tutti gli auguri ai nostri nazionali e incrociamo le dita, speriamo di riportare in Italia la Coppa del Mondo. Un'altra volta? Qual è la formazione che le è rimasta nel cuore, anche passata? Beh, la formazione che a me è rimasta nel cuore è solo quella dell'82, poi le altre ben vengano, ma è quella che mi è rimasta molto di più, forse perché ero più piccolino, un po' più appassionato. Il fuoriclasse che lei ricorda particolarmente? Beh, Paolo Rossi. Un italiano doc. Italiano doc, che ha dato il meglio di sé in ogni momento, in ogni manifestazione. E la squadra che darà più problemi secondo lei all'Italia quale sarà in Sudafrica? Sono tutte brave, ce la metteranno tutte. Ma non ce n'è una in particolare che teme possa distruggere il sogno italiano? Nessuna. Il sogno italiano ha un cuore grande e le sconfiggerà tutte. Quindi almeno l'Italia nello sport si ravviva? L'ha sempre dimostrato in ogni manifestazione, non solo nel calcio. Anche le Olimpiadi, scherma, tiro con l'arco, nuoto. In ogni disciplina, sia i colleghi che fanno parte delle Fiamme Oro, sia parte delle Fiamme Gialle, delle forze di polizia in genere, hanno sempre dato il meglio di sé, i risultati si sono sempre visti. Ma secondo lei in campo o comunque nello sport le questioni personali vanno portate del tutto oppure vanno accantonate? No, è una questione caratteriale. Certo, comunque da ragazzini la prima cosa che ci insegnavano era comunque a rispettarci, a rispettare il compagno, a sacrificarci tutti insieme e quindi è un po' contro il valore dello sport in sé. Però è anche vero che giocatori bravi poi alla fine vengono anche un po' tollerati, quelli molto bravi. Ma un giocatore sardo che lei vedrebbe bene in nazionale qual è? Beh, uno ce l'abbiamo, purtroppo è il 24esimo, in questo momento sicuramente Andrea Cusso è quello che ci rappresenta meglio. Che si è relegato a una posizione un po' di margine. È il 24esimo, sì, purtroppo ha passato troppo tempo nelle squadre di Serie B, a Verona, addirittura prima che arrivasse il Cagliari era in C1, sempre col Verona, per cui ha passato un po' di anni nelle categorie inferiori, adesso è arrivato il suo momento, ma a 30 anni non è facile fare una scalata per la nazionale. Qual è la squadra che secondo lei darà più problemi alla nazionale italiana? Beh, secondo me la prima partita, il Paraguay sarà la più difficile perché la condizione di forma non è ancora ottimale. La prima partita comunque, soprattutto per molti giocatori che sono al primo mondiale, sarà un banco di prova. Io spero sia la prima, ecco. Perché lei è qua, esclusa l'organizzazione? Io faccio parte del comitato di San Leonardo. Un comitato che sappiamo essere molto attivo qui in paese. Molti affiatati e molto fratelli, siamo come fratelli. Ecco, ci spiega com'è nata questa scelta di fare un incontro?
Mi mettete in crisi? No, dai, che crisi, ci parli un po'. No, ascolti, è nata 11 anni fa, questa è proprio stato da me a fare i primi passi per questa festa. Ah, ecco, prima diceva che non era nell'organizzazione e poi invece lei è uno dei padri fondatori. Sono dei padri fondatori che era molti anni ferma questa festa, questo santo, allora abbiamo dovuto prenderlo noi e sono stato io il primo di prendere la festa nel 99. Da allora stiamo continuando sino al 2010 e tutto stiamo andando bene. Insomma, Tutto va bene. Siamo affiatati, siamo tutti uniti e niente. Perfetto. Ascolti. Poche parole per tante, vediamo solo queste persone qua e le parole sono solo queste quando andiamo a vedere queste persone qua. Cosa vuol dire Ecco, quindi lo sport che in realtà incontra anche un ambiente come un comitato che in realtà è molto affiatato, ma anche a livello sportivo vedo che avete una squadra. Sì, abbiamo una squadra, abbiamo formato questa squadra sempre del comitato, stiamo facendo la terza memorial di Gian Maria Ruiu, il nostro carissimo collega che è mancato, ora non ricordo, 4 anni fa, 5 anni fa. Anche lui faceva parte del comitato? Anche lui faceva parte del comitato, non faceva parte della squadra, faceva parte del comitato. Il nostro paesano di Villanova è mancato purtroppo, e da allora stiamo organizzando questa bella rappresentanza per il carissimo Gian Maria Ruiu. Ecco, ma ci dica, cosa pensa di questi artisti che oggi si mettono in campo forse contro di voi? Ma questi artisti è la prima volta che io li vedo, la verità. Vedendoli... Vabbè, ma qualcuno in TV l'ha già visto? Sì, ho visto quelli tre sardi, il carissimo Bazzoni Tino, che è qua, che ci conosciamo da tanto tempo, il nostro carissimo collega. Buonasera anche a Buonasera, lei. Quindi anche lei qua, come ci ha preannunciato un suo collega. Come mai si trova qua? Qual è la sua figura? Quale sarà il suo ruolo in campo? Beh, diciamo, il mio ruolo in campo oggi non ci sarà proprio perché sono infortunato, dei problemi insomma fisici e non posso giocare. Sono in veste di accompagnatore e vice allenatore. Ah, perfetto, quindi un ruolo abbastanza importante. Oggi sì. Ma come sono questi ragazzi? Ma diciamo, stiamo perdendo, ma questo non vuol dire che non stiamo giocando bene, anzi adesso stiamo attaccando e si stanno comportando bene, dai, diciamo che la partita è bella. Quindi la partita è calda, il pubblico è caldo. E cosa pensa del rapporto tra solidarietà e sport? Beh, diciamo che sono due cose che si associano bene. Noi lo facciamo dal 2001. Diciamo con grandissimi risultati. Oggi qui a Villanova siamo qui proprio appunto per lo stesso motivo, vedo che un po' di pubblico c'è e speriamo che per la causa diciamo, che vada tutto bene.